Quali sono state le scelte progettuali che il Comune ha chiesto e che sono state recepite nella realizzazione del progetto? Le migliorie principali riguardano un migliore inserimento della struttura nell'area in modo da mitigare l'impatto paesaggistico, quindi è stata arretrata, ruotata, con altezze differenziate e con la copertura verde che davvero possa mitigare l'impatto. È stato realizzato un sistema di condotte a mare e non più nel torrente Gromolo come originariamente previsto, verrà realizzata una nuova condotta nel golfo di Riva Trigoso e poi verrà realizzato sulla base della pista di patinaggio che è presente nell'area un nuovo palazzetto dello sport multifunzionale che costituirà un valore aggiunto importante non solo per Sestri ma per tutto il territorio. È già presente una pista di patinaggio molto utilizzata dalla famiglia di Sestri, una pista aperta, quindi utilizzata prettamente in determinati periodi dell'anno. La volontà è stata quella di non solo di coprirla ma anche di estenderla, quindi di renderla più duttile a utilizzo anche di altri sport, quindi pallavolo, pallacanestro, arti marziali, danze, in modo che possa essere appunto utilizzata a tutto tondo. Verranno realizzati anche un edificio a servizi, quindi per il modo che il tutto sia omologato dal CONI che è stato già coinvolto nella fase progettuale, in modo da rendere appunto una struttura al territorio che sia appunto utilizzata. La tecnologia utilizzata sarà una depurazione a fanghi attivi con sedimentazione finale, il processo di sedimentazione, quindi di separazione del fango dal liquido a membrane, quindi ultrafiltrazione. In tutti i casi di progettazione di impianti di depurazione il problema è sempre la convivenza con gli abitanti. Come avete affrontato questo problema? Oltre ad andare a ridurre appunto gli spazi proprio per le difficoltà che vi erano in un territorio così complesso dal punto di vista morfologico e con una forte antropizzazione, abbiamo cercato di limitare i disagi andando a realizzare un impianto che fosse completamente chiuso. Questo ovviamente limita, oltre all'aspetto visivo di quelle che sono le installazioni delle macchine, delle vasche, di tutti i processi esistenti, anche il problema principale che è quello dell'emissione degli odori. Quindi tutto quello che è all'interno rimane all'interno perché viene mantenuto in depressione, leggera depressione tutto l'edificio e viene trattato localmente prima di essere emesso da un camino che avrà una collocazione puntuale alla distanza maggiore possibile dagli edifici circostanti.